Antonio Salvago, uffiċjal tal-Pulizija fi Sqallija, iddeskriva bħala diffiċli l-operazzjoni biex f'pajjiżna jinqabad Sebastiano Brunno, wieħed mill-kapijiet tal-Mafja Taljana. Brunno nqabad f'Buġibba nhar il-Ħamis u dwar dan Salvago għalek. Sì, sicuramente è stato difficile, noi abbiamo lavorato sodo, ci abbiamo messo un impegno eccezionale, il gruppo di investigatori di alto profilo che è riuscito nel volgere di qualche tempo ad individuarlo nell'isola di Malta e ad arrestarlo. Salvago deskriva lil Brunno bħala wieħed mill-iktar mafjużi perikolużi u dan jiġdu l-fatt li qiegħed fil-lista tal-iktar 100 persuna perikoluża fl-Italja. Fost l-affarijiet li jagħmlu l-investigazzjoni iktar diffiċli kien hemm il-fatt li Brunno kien attent ħafna kif juża l-mezzi ta' komunikazzjoni. Non utilizzava il telefono e da soggetto di rango ha adottato le cautele più disparate per garantirsi l'irreveribilità. Sono stati bravi i nostri investigatori e grazie anche all'ausilio di Malta e del servizio di cooperazione internazionale di polizia. U Sebastiano Brunno kellu wkoll xi ħaġa xi jgħid lil dawk li qabduh. Da boss mafioso si è congratulato con voi? Si è ringraziato per il comportamento e si è congratulato con gli investigatori che l'hanno preso, che erano investigatori nostri del servizio centrale operativo di Siracusa. Questa volta non ha promesso di evadere? Non credo che ci riuscirà.